Ancora non siamo partiti, partiremo domani mattina quando cominciano poi tutte le attività della Dunata di 3 giorni. Un'ottantina le penne nere mestrine dirette verso Treviso, tra queste alcune già impegnate anche nella veste di guida all'insegna dell'accoglienza, come racconta il capogruppo, nonché tesoriere di Mestre. Potranno essere portati in giro per Venezia nelle parti naturalmente meno frequentate dai turisti dai nostri alpini. Aspettando la Dunata, l'arrivo a Treviso della bandiera di guerra, domani venerdì. Alle 19:30. Dove? A Piazza dei Signori a Treviso, e quindi saremo tutti lì per rendere onore alla bandiera di guerra nostra. In attesa dello sfilamento di domenica, l'appuntamento della vigilia. Il sabato alle 18 alla chiesa di San Nicolò c'è la tradizionale messa del gruppo della sezione di Venezia, al quale partecipano tutti i gruppi e noi compresi, insieme con i tre gruppi che fanno parte della sezione, Pola, Zara e Fiume. Una donata che si presenta molto impegnativa. Diceva il presidente del COA, che è il comitato organizzatore della Dunata, che ci saranno 12 ore di sfilata, quindi è una Dunata bella impegnativa.